Buonasera e benchiatas a Gnovis. Green Pass, tutti aspetti in cecca deciderà il Consiglio dei Ministri, esclamata manda furlis Gnovis normis per le scuole e poi trasports. Si va verso l'obbligo dalla certificazione verde per il personale scolastico e poi studenti universitari. La conferma arriva al dopo di misdì, intanto che sono in riunione dal presidente della regione Massimiliano Fedriga. Sui trasports, ovviamente tutti in evidenza, le necessità organizzativi che non si può superare solo la spie tecniche sul fatto che non si può riempire gli scorrieri più dell'80% alla ditta. Un G20 discreto con qualche difficoltà dome al momento che qualche delegazione si è spostata dal centro della città verso le zone rosse dal Puerto Vecchio. Trieste alla data accetta 35 ministri sforesti con discrezione e cence masse fastidis. I ministri dallo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e per l'innovazione tecnologica e della transizione digitale Vittorio Colao e hanno ricevuto i delegati alle politiche digitali dei stati aderenti. Tali sessioni di lavoro si ha fevelat per altri di trasformazione digitale dalle attività produttive, di crescita economica e sostenibile, di sicurezza dal flusso dei dati e di inclusione sociale. In Friuli Vignesi Giulie crescono dal 25% i casi positivi di Covid e come a livello regionale la percentuale di infettati per 100.000 abitanti arriva a 63, con un ponte di 73 in provincia di Pordenone. La situazione agli ospedali è una delle migliori di tutta Italia per ciò che riguarda gli vaccini, dalla fase dai 60 ai 79 anni, o sin sotto dalla media nazionale di Vot Pons. A Dilu, a Iele Fondazione Gimbet, alla sua ultime ricerche. Intanto in Friuli Vignesi Giulie su 5.696 tampons fazza sono saltati fuori 111 news cash, di che il 58% in persone sotto dai 29 anni. Non sono stati morti, 4 persone sono ricoverate in terapia intensiva, invece i pazienti di altri reparti sono dome 19. Seconde fin settimane di partencis sulle reti autostradali di Autovie Venete. Si prevede in pontis record di quasi 200.000 macchine dove per la giornata di sabato ai 7 di agosto. Già con domani mattina le prevedute traffic forte in direzione di Trieste sulla A4 con la possibilità di lunghi scodis per la fura alle barriere dall'Isert in tal dopo di misdì. Di Bolin Ross la giornata di sabato con traffic per da Bonfuarte in direzione dalle località di Mare e la barriera dall'Isert. Produzione di vin sotto pressione in Friuli Vignesi Giulie con una diminuzione calcolata tra il 5 e il 10% per colpe dalla mancanza di irrigazione in tai vignai. Con le vendemme tardive la raccolta sarà in che modi mancul, ma la qualità del vino sarà più alta. Sentiamo allora Marco Malison dalla Coldiretti dal Friuli Vignesi Giulie. Quest'anno la vendemme rispetto agli anni passati, se che si è un po' in ritardo, ma dal momento che gli anni passati aveva sempre anticipato un po', praticamente torniamo quasi alla normalità. Per i cantini sostanzialmente non cambia nulla, anzi, da un certo punto di vista, avrà un po' di tempo per organizzarsi e per sistemare le attrezzature, sia tal personale e quindi ho credo che non sia un problema. Quello che voglio dire è che questo ritardo si vede di più sui vigneti che non hanno l'irrigazione e questo invece è una questione che ci preoccupa perché spesso in colline ho quindi c'è tale maniera per portare l'acqua per bagnare anche le vizi.
Tanti colleghi giornalisti hanno partecipato questa mattina ai funerali di Sergio Gervasutti, già direttore dal Messaggero Veneto, funerali celebrati al Domo di Palme, la società di Divignince. Una professione, alla ditta la prediche pre Angelo del Zotto, che Sergio l'ha sempre portato in denant con amore per la sottiere e per la verità, curioso come caliere, buon di interpretare i fatti, oneste e consapevole che la Inde va sempre trattata con umanità e rispetto. E è già finita le avventure olimpiche di Alessia Trost. L'altista non è arrivata di passare le squalificazioni per la finale dalle salti in alto femminile. Successo invece per la Furlan di adozione Lia Viviani, porte bandiere di queste Olimpiadi, alla portata a chiesa la medaglia di bronzo in tal Omnium. Come resta dome più una Furlana in gara in Giappone, Alexandra Giugioculese, che domani farà la gara di ginnastica ritmiche. Vencion alla Vierte il Prim Park sorenuie per bicicletis, cuvierte sempre vigilati. Il servizi alle uniche fatte dentro dalla sede municipale di che si chiati di lunghi il percorso dalla pista ciclabile Alpe Adria. Nus fevele il vice sindaco Stefano Di Bernardo. Buongiorno a tutti i telespettatori del Friuli, siamo contenti di vedere a Vencion come santo per l'inaugurazione del Bike Park Vencion. Ci vuole dire, abbiamo creato un servizio in centro storico di parcheggio e di richiari delle biciclette elettriche per i 300 ciclisti che ogni giorno vengono a chiattare a Vencion. Un grazie di cuore a Telefriuli per l'attenzione. Arrivederci e mandi a Vencione a tutti. E alle tutte per usgnotte, mandi e arrivederci a domani.